È grave, ricoverata in terapia intensiva in rianimazione la 35enne di Arcade che questa mattina, mentre era alla guida della sua Opel, dopo aver perso il controllo dell'auto, è uscita di strada schiantandosi contro i vigneti e rimanendo incastrata tra le lamiere. Il grave incidente intorno alle 6 in via Giulia a Candeludi in Macerata, con la 35enne che ha riportato ferite gravi e contusioni in diverse parti del corpo. A soccorrerla i vigili del fuoco con i sanitari del 118. Traffico illecito a Mosca di mobili per bimbo senza il permesso prestabilito tra Italia e Russia. Maxi stangata per una ditta lituana multata per ben 8 volte in meno di un anno dalla stradale di Treviso. Azienda di trasporto che oltre ai 50.000 euro di multa già pagati in contanti dovrà pagarne altrettanti. In questo momento per il numero eccessivo di recidive totalizzate i mezzi sono sottoposti a sequestro finalizzato a confisca, motivo per cui ci sono in corso delle impugnazioni da parte della ditta proprio per evitare la confisca dei mezzi. Del valore complessivo di 200.000 euro. Conta chilometri toccati su auto usate in leasing nella Marca per un costo tra i 50 e i 100 euro, altri 8 nuovi indagati, dei quali 6 con attività del settore, ovvero officine autorizzate, elettrauto, tecnici specializzati e furgoncino, tutti trevigiani tra i 30 e i 50 anni. Dovranno rispondere del reato di frode in commercio insieme alle altre 22 persone già denunciate. Si tratta di titolari e dipendenti di 15 ditte della provincia impegnate nella compravendita di macchine usate.